Benvenuti in Scalcauto, ecco a voi la nuova Nissan Note. Cominciamo con aprire il tappo del carburante, come classico di Nissan. Sulla parte anteriore sinistra, in basso, il tappo del carburante si apre con questa leva più esterna, mentre la leva più interna serve per aprire e sbloccare il cofano. Tappo del carburante come per Micra posto sulla parte sinistra della carrozzeria. Basta. Aspetta. Vai. Bagagliaio molto capiente per la nostra monovolume compatta, con lo spazio superiore per mettere quello che vogliamo e anche un piccolo vano sottostante per appoggiare in caso ombrelli o materiale sporco. In questo caso la macchina è fornita di kit di gonfiaggio, altrimenti nel vano sottostante avremo la ruota di scorta. L'apertura delle porte posteriori è un'apertura a 90 gradi, comoda per far salire i passeggeri. I sedili si possono abbattere alzando questa leva. Da notare su Nissan Note il grande spazio sui sedili posteriori, caratteristica principale dell'auto. Se a bordo avrete dei bambini, perché non aprono una porta durante il viaggio, ricordatevi di chiudere sempre il blocco della porta. La regolazione del sedile per Nissan Note avviene con la consueta manetta. Per alzarla dobbiamo tirare verso l'alto, per abbassarla spingeremo verso il basso. Nella parte sinistra del cruscotto abbiamo la regolazione degli specchietti sinistro e destro, il pulsante per disattivare lo start and stop, la leva per il pulsantino, dicevo, per regolare l'altezza dei fari, e il pulsante per disattivare l'ESP. Questi due pulsanti invece serviranno per interagire con il menu e per regolare l'ora, sempre sul nostro display centrale. A sinistra, sul devio luci sinistro, avremo accesso a tutte le funzioni fari e frecce dell'auto, mentre sulla parte destra i tergicristalli anteriori e posteriori con la funzione automatica sui modelli a partire dalla versione A100 in su. Sul comodo volante di Nissan Note avremo accesso alle opzioni per la radio, come il cambio sorgente audio da CD a radio, audio, Bluetooth, il cambio stazioni radio con un comodo grilletto, il volume e i pulsanti per rispondere al telefono quando il telefono è collegato tramite il Bluetooth. Sulla parte destra invece avremo i pulsanti per regolare il cruise control e il limitatore di velocità. Per attivare e disattivare queste due funzioni dovremo premere il pulsante, la funzione si attiverà sul display centrale, così potremo regolare la velocità con il cruise control e regolare il limite di velocità con il limitatore. Per disattivare la funzione dovremo ripremere sulla funzione limitatore. Questa è la console centrale. Nissan Note dispone del climatizzatore automatico monozona con display luminoso centrale, pulsanti per alzare e abbassare la velocità della ventola, sbrinare il parabrezza oppure il lunotto posteriore, regolazione della temperatura con le due freccette rosse, la freccetta rossa per alzare naturalmente e la freccetta blu per abbassare la temperatura, e il mantenimento automatico del clima. Se a qualcuno dà fastidio dell'aria condizionata si può disattivare con questo pulsante e possiamo scegliere se prendere l'aria dall'esterno dell'abitacolo oppure far ricircolare l'aria all'interno della stessa aria, sempre all'interno dell'abitacolo. Sulla parte più alta abbiamo il nostro Nissan Connect. Il Nissan Connect è il sistema multimediale che Nissan mette a disposizione su tutti i suoi modelli, con diverse funzioni, tra cui la radio, FM, AM,
il menu Bluetooth per il telefono, con cui possiamo collegare un telefono dotato di Bluetooth e accedere a liste e contatti per poi chiamare e interagire con il nostro apparecchio. La variante CD e AUX e il nostro navigatore. Quindi dalla mappa centrale possiamo accedere al menu navigatore, in cui possiamo impostare una destinazione casa, i vari punti di interesse e un ottimo sistema fatto in collaborazione con Garmin. Sulla parte destra del nostro Connect potremo avere accesso al setup con le varie opzioni di sistema, di navigazione, di telefono e Bluetooth, radio e audio in generale. Possiamo interagire con il nostro Nissan Connect sia con i pulsanti laterali che con lo schermo touchscreen. All'interno troverete il libretto di istruzioni. Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a recarvi da noi. Scalcauto è sempre a vostra disposizione.